Amici bellini, Napoli-Milan, mica è una partita banale, mica ce la vogliamo perdere così, ci sono tanti dettagli che magari vengono dimenticati perché se si parla ancora di Conte in nazionale, la dovete finire, la lista di tutti, Thiago Motta, italiano, quegli altri, i rumori, voi non li sentite ma li sento io, cominciamo. Partita brutta, sì, però fino a un certo punto, nel senso il primo tempo per me è stato brutto, ma nel secondo tempo la crescita di tutta la squadra, il capire come metterli in difficoltà, lo schiacciare, perché poi andiamo a vedere anche l'attack momentum, non vi preoccupate, perché state urlando? Non urlate, non c'è bisogno di urlare. In ordine sparso ci spostiamo, no? Questi sono gli allenatori, il video di ieri, vi ringrazio moltissimo, prima di tutto vi siete iscritti al canale, c'è stato uno spike e mi fa piacere, ecco qua, perché prendiamo le immagini facendo un misto di Pardocam, che con Sorrentino si è divertito moltissimo, Refcam, il recupero degli highlights e della partita intera, perché ci sono alcune cose che si perdono. Sono in ordine sparso perché il mio iPad ha deciso che i file che io metto anche in ordine, li rinomino così, li prende in ordine sparso e accettiamolo. C'è questo cross, il calcio punizione che viene dal fallo su Modric, la palla sta qui, e il cerchietto nero sullo sfondo, la palla sta qui. E in questo momento che io mi rendo conto che Savic parte un po' in ritardo. Per me il problema non è l'uscire, perché Savic può uscire e può arrivarci, è semplicemente un po' la titubanza nell'uscire non subito, e quindi in questo caso viene anticipato da Pavlovic, e qua un pochino non ha fatto impazzire. Questa è la testimonianza che poi in reaction io dico: Spinazzola si deve scartare anche l'arbitro, è doveri, cioè questo è il POV di doveri. Spinazzola se lo deve scartare, levati, hai capito? Levati la prossima volta, levati. E da questa inquadratura dove si vede insomma come si coordina bene per questo tiro a giro, che purtroppo finisce leggermente, da qua sembra addirittura, ma non la potevi dare a Giovane. Sto notando ultimamente che a volte Spinazzola sembra un po', non dico egoista, ma a volte ci sono delle linee di passaggio che a noi, almeno dalla TV, sembrano chiare ed evidenti, e invece lui va un po' in azione personale. Secondo me ha anche senso nel momento in cui non c'è Alisson in campo, e Conte ci ha detto: chi ha lo spunto, chi ha il dribbling lo deve provare, voglio che lo si provi. Anche per questo forse ci sono meno passaggi, più dribbling da parte di Spinazzola. Questa azione non finisce in tutti gli highlights perché poi ci chiameranno un fuorigioco, però è un De Bruyne che prende palla a centrocampo, fa finta di passare, scatta in avanti. Io ho letto gente che iniziano: De Bruyne, un cadavere. Vabbè, lasciatelo a noi i cadaveri, lasciate a noi l'allenatore che non è buono, lasciate a noi i De Bruyne cadaveri che non vi piacciono, paragoni con Eriksen, va bene. Intanto qua il passaggio col contagiri per Giovane che si allarga, però era fuori gioco. Perdonate l'ordine sparso, veramente non ha senso il racconto della partita così, però qua si vede una mini vena, si intravede un po' di vena. Sto ragazzo mi fa impazzire. Bisogna dirla così come sta. La sensazione è a personalità, a impatto, penso che sia proprio contento di stare qua, immediatamente fare il riscatto, perché sta come un pazzo, e appena prende il pallone ne supera uno e continua ad avere una confidenza col dribbling. Poi parliamo anche del no look e parliamo anche delle rovesciate di McTominay, perché il calcio alla fine è anche gesto tecnico, e il lavoro di un allenatore è mettere in condizione i giocatori di potersi esprimere, di poter mostrare a noi che li guardiamo anche gesti tecnici, perché senza il gesto tecnico il calcio è finito. E quindi che bello, quasi come Oriali. E anche questo è un gesto tecnico, potrebbe sembrare un po' fine a se stesso, perché qua non c'era nessuno. Cioè, se tu fai un no look a centrocampo, allora tu puoi pensare che la stai dando così. Qua non c'era proprio nessuno, cioè non la potevi ipotizzare una sovrapposizione, ma era lontano. Gutierrez era lontano, Olivera. Però
A volte ho visto no look fatti dopo il passaggio e là è un esercizio assolutamente inutile. Invece lui qua la testa la gira prima di far partire il passaggio. Qua già sta guardando in questa zona mentre il pallone è destinato tra due avversari a trovare la sovrapposizione interna di Oliveira. Sono piccole cose che però in un calcio povero, in un calcio dove non c'è tanta tecnica, c'è sempre più la fisicità, così queste cose sono importanti. Poi visto che qualcuno diceva che volevano mettere in mezzo qualche cosa, qualche rigore, qua succede veramente di tutto. Magliette che volano, la manina galeotta che non è di McTominay, vedete Buongiorno salta proprio con le braccia così proprio per non, e comunque gliela tirano la maglietta in tutte le posizioni così. Questa è una delle occasioni dove il Napoli avrà un XG abbastanza alto, perché Buongiorno stacca di testa vicino alla porta. Mettiamolo là, non gridiamo allo scandalo, non gridiamo al rigore, però se si lamentano gli altri voi sapete come rispondere. Avete mai guardato attentamente un piccione? Venite con me a osservarli per bene. Che fa il piccione Maurizio? Beve. Ma Mauri! Oh, così t'affoghi piano! E qua è l'occasione clamorosa per Chauvin nel primo tempo, servito molto bene da Oliveira. Oliveira fa un passaggio alla De Bruyne, in questo caso, con i giri giusti, e in questo momento che secondo me Chauvin sbaglia, nel senso che nel primo controllo non riesce a portarsi il pallone un po' più avanti, gli resta un po' sotto ai piedi e a quel punto ha l'opportunità Pavlovic di intervenire e a bloccare poi il successivo tiro. Bastava un controllo migliore. Nel frattempo lui in velocità, Pavlovic era in vantaggio, lui in velocità lo supera, quindi è più veloce di Pavlovic, però in questo controllo purtroppo gli dà modo di recuperare. Poi qui vedete dove l'attack momentum del Napoli sale, e guardate tutto il Milan in questa inquadratura, sono tutti schiacciati, creano una superiorità assurda nel mezzo del campo. In questo caso Spinazzola riesce anche a trovare il colpo di testa di Anghissà, che finisce leggermente a lato, però guarda come si difendono, mamma mia, quindi non era facile, non ci possiamo aspettare 1000 tiri quando una squadra si difende così come una piccola. Poi ti vai a vedere la Champions League, vedi Real Madrid contro il Bayern di Monaco ed è un altro sport, è normale. Questo è il bel passaggio di Oliveira che vi dicevo, trova un bel filtrante, come vedete Pavlovic era molto in vantaggio rispetto a Giovane, ma deve fare la diagonale, mentre Giovane può andare dritto verso il pallone. Tra l'altro questo anticipo viene su un passaggio di Modric, che è questo qua, passaggio verso Fofana e anticipo secco di Oliveira. Una delle occasioni più pericolose che ha creato il Milan nel primo tempo è questa qua di Nkunku. Qui secondo me è bravo, c'è stata una palla persa da Spinazzola, Fofana la porta bene avanti. Qua secondo me è stato bravo Juan Jesus a non dare il destro a Nkunku, ad accompagnarlo e a chiudergli lo specchio, e quindi Nkunku è costretto, doppio passo, a portarsela sul sinistro, che non è la sua scelta preferita, infatti il pallone andrà verso la curva. In quest'altra inquadratura del tiro di Spinazzola si vede che in effetti il passaggio per Giovane non era un'opzione ideale, anche perché è circondato da un quadrilatero di avversari, si stacca leggermente De Winter per andare verso il contrasto, quindi la scelta di Spinazzola di tirare onestamente era forse la migliore. Sempre parlando di scelte, vi ricordate il passaggio di De Bruyne che poi fa scattare in profondità Giovane, dove ci chiamano il fuorigioco? In questo caso Giovane proverà il tiro che verrà deviato, però qua un passaggio per il Gutierrez che era completamente solo in questa zona, che è una zona Gutierrez, dove Gutierrez può fare i suoi tiri a giro perché ce l'ha anche lui nelle corde. Qua probabilmente un passaggio, uno scarico poteva essere un'idea. Nel secondo tempo invece Giovane non tira a giro ma tira un bolide, che penso che quello fosse la traiettoria. Qua è bravo Magnana a parare. In questa azione è quella che viene da De Bruyne, che scarta Modric, ha fatto il giro del mondo perché poi è Kevin, e quindi non solo i tifosi del Napoli ammirano le gesta, ma anche i tifosi del City, gli apprezzanti del calcio in generale, perché Kevin è Kevin. Poi visto che mi hanno detto, anche io non l'ho vista bene dalle TV, questa coreografia
L'ho trovata, ve la faccio vedere meglio. Questa viene dal Pardocam, ma poi ve la faccio vedere meglio. State tuned, iscrivetevi al canale. No, non domani, adesso ve la faccio vedere. E questa è una di quelle immagini, sono veramente combattuto. Non so cosa metto in copertina, se metto questa, se metto il no look di Alisson, se metto qualche altra cosa, perché questa è bella proprio. Qua c'è un intervento di Spinazzola in scivolata che recupera il pallone e qua lo manda proprio a vuoto, perché fa il movimento per andare da questa parte, dopodiché andrà dall'altra e sventaglierà su Giovani che tirerà dalla distanza. Saranno poche cose, ma io me le godo. Qua abbiate pazienza, brutto fallo di Atekame, qua Alisson lo anticipa netto, secco, gamba tesa direttamente sulla caviglia, l'arbitro non chiama niente. Doveri sì, non ha creato problematiche, però alcune cose se le ha anche perse. Sono stati secondo me molto bravi i calciatori ad accettare una partita anche di scontri fisici, però senza proteste. Qua Alisson si alza direttamente senza chiedere assolutamente nulla, si danno la mano, scontri importanti tra McTominay, Pavlovic, lo stesso Saelemaekers, non hanno avuto problemi. E accettiamo che nel calcio c'è anche il contatto, ti dai la mano e continui, magari fosse sempre così. Questo è dove arriva il pallone dato da De Bruyne dopo che ha saltato Modric di netto, mica poco. Poi saltellando di azione in azione, è da qui che lui la finta se la mette poi sul destro e poi sventaglia, sempre andando al contrario. La palla arriva a De Bruyne dopo questo bell'intervento di Spinazzola, provvidenziale. Calcio sport di contatto sì, ma per me quando metti due mani sulla schiena e non stai contendendo il pallone, perché il pallone ce l'ha McTominay, e metti due mani sulla schiena e mi spingi, per me sarà sempre fallo concettualmente, anche se non ti sto entrando nelle caviglie. Io sto giocando a pallone, sto cercando di controllare il pallone, tu mi spingi la schiena e mi butti a terra. Per me non è mai non fallo. E visto che Buongiorno è stato ammonito, poi verrà ammonito Politano, per me due ammonizioni giuste. Sono anche falli che si apprezzano per non lasciarli andare, come altre volte col Milan abbiamo fatto. Vai, no, non ti faccio niente, vai Leao, vai. E invece no, si fa il fallo. Per me qua questa gomitata di Pavlovic pure poteva essere sanzionata, la dico così. Ma possiamo andare alle pagelle. Voi potete lasciare un like di cortesia, se mi sono perso qualcosa me lo dite nei commenti. Arriviamo quindi all'arbitro che prende un 6 complessivo e ci può stare. C'è qualcuno che comunque gli dà 3 perché non si accetta il lavoro dell'arbitro, ma qualcuno invece ha apprezzato che non abbia influito sulla gara. Non la devi dirigere, non la devi influenzare, la devi solo guardare, e se succede qualcosa intervieni nella concezione dell'arbitro. Ha visto che stiamo sul cellulare? Questa doveva essere la coreografia della curva. Non si è vista benissimo, insomma, doveva essere un all-in che il Napoli ha fatto. Insomma, i nostri 3 punti ce li siamo portati a casa. Certo, l'Inter c'ha un grande vantaggio in termini di punti. Io direi divertiamoci. Abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso, abbiamo fatto anche lo stesso numero di gol dell'anno scorso, ne abbiamo subiti qualcuno in più. Ma insomma, il calcio non è mai una scienza esatta. Però secondo me, in una logica, se hai gli stessi punti che hai fatto l'anno scorso, con tutti gli infortunati che abbiamo avuto, quindi con una squadra sempre a mezzo servizio, possiamo ipotizzare che con una squadra al completo avresti potuto fare qualche punto in più dell'anno scorso. Si può ipotizzare, ma è inutile piangere sul piccione versato. Sembra quasi che sai, poco. Allora, diamo 7 a Conte, qualcuno gli dà 10, qualcuno gli dà 5. Sono un po' le preferenze, perché anche nel gruppo Telegram c'è chi non lo sopporta, ma io lo accetto. L'importante è cercare di capire dietro a certe scelte quale può essere il ragionamento. Io sono il primo che mi sto innamorando di Alisson Santos e delle sue caratteristiche. Per gli allenatori a volte quelle caratteristiche possono essere un'arma impropria che ti fanno vincere la partita. Metti Alisson nel primo tempo da subito, prova i suoi dribbling, poi si stanca e magari non fa quel no look nel secondo tempo. Non lo puoi sapere. Puoi anche fare 3 gol nel primo tempo, ma non lo puoi sapere. Certo, l'analisi del Milan ti porta a vedere che il Milan nei primi tempi è sempre molto più abbottonato e poi si sbottona nella seconda parte del secondo tempo di solito. E allora tu lì
non ti puoi sbottonare perché ho messo Alisson, stai attento. Ha funzionato. Sei per Beukema che entra a dare una mano e mi fa anche piacere, così non bocciamo nessuno. Juan Jesus ha fatto un partitone, quindi la scelta è stata corretta, però Beukema non è che lo buttiamo. Elmas idem, e Conte lo cita in conferenza nell'intervista post partita perché è grato al sacrificio che Elmas ti dà. E il premio Oriali se lo prende Politano perché entra e segna, non ha un impatto subito correttissimo con la partita, però quel gol all'appostarsi sul secondo palo anche lì non è una cosa casuale perché lo fa con Lecce, che ricordate io pure me la sono dovuta recuperare, tengo scritto qua primo tempo male, poi entrano i mostri, quindi ci siamo. Però è importante dare 7 a sto ragazzo che forse si può dire non arriverà magari ai livelli di Kvara subito, speriamo possa arrivarci ad un certo punto, però non è Okafor, possiamo dirci questo per l'impatto che ha avuto, e godiamoci anche un po' di imprevedibilità che ci doveva dare Lang e che ci sta dando lui. Bella storia l'altro brasiliano, perché si è messo a disposizione, il Napoli ha provato a servirlo sui piedi, poi ha capito nel corso della gara che andava più servito in profondità. Giovane è uno di quelli che non ha queste due caratteristiche, non lo abbiamo visto fare col Verona. Nel Verona lui prende palla e la giostra un po' alla Vergara, però è il più attaccante di tutti quelli che abbiamo in panchina e quindi si è messo a disposizione in crescendo 6,5, un po' sottotono Scott. Voglio capire se è una questione anche di ritorno dalle nazionali, un po' di stanchezza, o se è una questione di posizione in campo. Per me ci può stare lì sotto punta ad andare a dare una mano, finisce anche punta centrale, gli abbiamo visto fare le miglior cose da mezzala di inserimento nel 4-3-3, lo abbiamo visto fare cose egregie anche a mediano a 2 vicino a chiunque, e comunque arrivare al tiro in questa posizione qui ancora ci deve far vedere brillantezza, ma io sono fiducioso. Se poi lo vogliamo alternare con Anghissà, secondo me ancora meglio. Kevin 6+, non cose fantasmagoriche, ma pochi momenti di calcio illuminato. Il fatto che regga fisicamente è la notizia migliore di tutte, perché si fa 85 minuti senza alcun problema e finisce anche come quello più vicino a Giovane nell'attacco del Napoli, quindi la possibilità di vederlo più vicino alla porta, prima o poi anche un gol arriverà. Spina 6,5, qualcosa di positivo e qualcosa di negativo alla fine, così come Olivera, ma se non c'è Alisson in campo lui è fondamentale perché punta l'uomo e spesso lo supera. Chissà, Diesel che si gestisce, lo sappiamo, è inutile insistere, 6+, bene Lopo ai suoi livelli, 6,5, alla fine il Napoli chiude la partita con più di 500 passaggi, quindi vuol dire che la palla è girata intorno a lui molto bene. Capitano, mi sto cominciando a affezionare a sto ragazzo in tutte le zone del campo, a tecnica, a personalità, e ci sta facendo vedere anche molta applicazione nella fase difensiva, che non era una delle sue caratteristiche principali. 6,5. E per quello che, insomma, quel passaggio bellissimo per Giovanni nel primo tempo e tante altre cose, Olivera 7-. Buongiorno ritorna al centro della difesa, Fulkrug non si vede mai, quindi il suo lavoro lo ha fatto, 6,5, però è lui che merita il 7 in difesa, perché sta vivendo veramente una nuova giovanile, una nuova carriera, ed è incredibile le capacità di leadership, la tranquillità, la pulizia anche degli interventi. Bravo Juan. E il premio Minciu se lo prende Milinkovic-Savic, forse per quella indecisione su Pavlovic nel primo tempo, che poi lo porta nel secondo tempo a rimanere un po' più in porta e a non provare uscite anche nell'area piccola, dove la palla può e dovrebbe essere sua. Di conseguenza possiamo arrivare ai like finali. La partita l'abbiamo rivissuta. Da un controllo veloce sulle ultime notizie, a parte tutti i vari allenatori che hanno detto pure De Zerbi, il Napoli ha contattato a De Zerbi prima che il Tottenham, non mi appassiona, non mi interessa, voglio finire la stagione con Conte in santa pace e poi ci mettiamo a tavolino e vediamo se possiamo fare un centenario in grazia di Dio oppure in grazia Graziella e grazia. Vi abbraccio, vi bacio. Ieri non sono riuscito a fare il video su calcio fluido per quanto riguarda le 2 partite di Champions League. Vi confesso che ho messo il multicast, quindi entrambe le partite sullo schermo. È una cosa che non si può fare, o ti guardi tutti i gol, quindi saltano di
di campo in campo, ma se le hai tutte e due davanti non vedi niente, non vedi bene né una né l'altra, e quindi diffidate di chi vi riesce a raccontare le partite, che non si può fare, non lo so, forse sono più bravi, ma non credo si possa fare. Quindi oggi Barcellona, Atletico Madrid e PSG Liverpool, se ce la facciamo un racconto veloce di tutte e quattro le partite, mi rivedo un pochino le azioni salienti e ne parliamo sempre per aprire gli orizzonti, perché se poi la Serie A fallisce ha detto De Laurenti, noi possiamo anche andarcene dalla lì, dobbiamo essere pronti a parlare di calcio a 360 gradi da New York. Valerio Fluido è tutto. I like finali, vi siete iscritti al canale? Sì.